lassù sulle montagne sventola bandiera nera. È morto un partigiano, morto nel fare la guerra. È morto un partigiano, morto nel fare la guerra. La meglio gioventù che finisce sottoterra. Bene, buongiorno a tutti, io mi chiamo Giuseppe Quattromini e con questo piccolo brano che è la prima strofa di una canzone scritta da Motorevelli durante la guerra partigiana, voglio augurare a tutti voi un buon 25 aprile e che quest'anno compie 75 anni, perché sono passati appunto 75 anni dal 25 aprile del 1945, quando in Italia venne scacciato l'incubo del nazifascismo, anche grazie alla lotta partigiana o alla guerra di liberazione nazionale, insomma all'impegno e al sacrificio di tante persone, tra cui anche Motorevelli, che è uno dei motivi d'orgoglio dell'essere cunesi. Dicevo, grazie all'impegno e al sacrificio di molti ragazzi e meno giovani partigiani che combatterono sulle nostre. Credo che oggi più che mai ci sia bisogno di ricordare i valori della Resistenza che portarono in Italia alla nascita della Repubblica, alla scrittura della splendida Costituzione italiana, di libertà, di uguaglianza e di giustizia. Valori che oggi mi sembrano quanto mai indispensabili per una possibile ricostruzione e rifondazione di un paese e di un mondo, direi, che stanno iniziando a cedere. Ritengo anche che oggi più che mai sia necessario resistere non soltanto al virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo, ma resistere anche alla nuova povertà che sta colpendo fasce inaspettate della popolazione, resistere anche agli eccessi polizieschi, lasciatemelo dire, delle forze dell'ordine che talvolta abusano dei loro poteri, ma soprattutto agli eccessi polizieschi di quei civili che dal balcone pensano di poter fare i giustizieri in nome di una sicurezza nazionale che in realtà dovrebbe fondarsi sul buon governo e non sulla delazione. Resistere anche però alla paura, alla solitudine che in questi giorni di reclusione forzata tutti noi in qualche modo abbiamo sperimentato. Dunque vi invito con questo breve messaggio a celebrare degnamente il 25 aprile, il 75esimo anniversario della liberazione nazionale, anche se siamo in casa, anche se non possiamo scendere in piazza, abbracciarci e sfilare in cortei, però intimamente tutti noi credo che dobbiamo fermarci a ricordare il significato e l'importanza di questa festa che oggi più che mai è attuale e significativa.